Natale nel segno della solidarietà. A Valvasone Arzene le luminarie vengono sostituite da buoni spesa per i più poveri e la maggioranza dei cittadini pare essere favorevoli. Il servizio di Giovanni Taormina. Sarà un periodo natalizio diverso rispetto agli altri anni nel comune di Valvasone Arzane dopo la decisione dell'amministrazione comunale di destinare l'importo per le luminarie per accendere le vie del paese alle famiglie più bisognose dopo la lunga emergenza del Covid-19. Saranno utilizzabili nelle attività commerciali di Valvasone Arzane, solo in quelle di Valvasone Arzane, da 80 a 220 euro, sono 117 i buoni che andremo a distribuire nei prossimi giorni. E nel paese ci si interroga e ci si divide tra pro e contro l'assenza delle luminarie natalizie. Secondo me ha fatto bene così, ha fatto bene. Lo spirito è più il dare alle persone più bisognose che le luminarie, insomma, ecco. Come sempre le iniziative così importanti il paese si divide. Comunque io penso che il paese apprezzi quello che il sindaco sta facendo e ha fatto. Io che faccio parte di un gruppo dei presepi abbiamo pensato di illuminare con il nostro poco in questo bellissimo borgo con i presepi. In ogni caso la scelta dell'amministrazione è solo sulle luminarie natalizie e non sugli altri segni di presenza del Natale come gli alberi che fanno bella mostra nelle piazze di Valvasone.